Sono segretario per l'appello. Giovini Roberto, Montanari Giorgio, Vescovi Mattia, Barani Domenico, Giovini Giordano, Bertoni Emanuela, Ciano Bruno, Ciancio Bruno, Roncati Pierluigi, Zuccarino Mauro, Monica Poli, Rudani Remo, Bergoncini Franco Marzio, Rinaldi Bruno, Andelli Silvia, Elmo Nicola, Concetti Cristiano, Ferri Emiliano. Bene, siamo legale, siamo tutti presenti, quindi nominiamo gli scrutatori, Bergonzini, Rudani e Ferri. Bene, proseguiamo, iniziamo dall'inizio all'apertura dei lavori del Consiglio Comunale. Anticipo, come ben sapete, che ci sarà anche un altro Consiglio Comunale dei ragazzi. E iniziamo con il punto 1 dell'ordine del giorno, con la modifica dello Statuto dell'Unione Dante Castelli, approvazione, seconda votazione. Come avevo già anticipato la volta scorsa, su questo ordine del giorno deve esserci la maggioranza dei 2/3 e non essendo stata raggiunta nella votazione precedente dobbiamo ripeterla per altre 2 volte finché non si raggiunge la maggioranza qualificata. Di conseguenza su questo punto dell'ordine del giorno, avendo già fatto tutti i vari interventi delle dichiarazioni di voto, si è fatta solo la votazione, come già sapete, e quindi pongo in votazione il punto 1, come già ho citato, favorevoli per alzata di mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 favorevoli, contrari, 2 contrari, astenuti nessuno. Il Consiglio approva, ma non nella forma desiderata e richiesta dal regolamento dell'Unione e non vede anche nel Comune. Passiamo al punto 2 all'ordine del giorno, approvazione di convenzione per la gestione unitaria del territorio dell'Unione dei Comuni di Terre Castelli dei servizi relativi alla gestione di protezione civile. Questo è l'ordine del giorno che è stato presentato in maniera speculare, questo vedete nella stessa forma in tutti i comuni partecipati dei Castelli. È una convenzione appunto che va a identificare l'attività di tutti i vari comuni e vari non aggiungo altro, però magari non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa al riguardo, sarei molto grato. Quindi se ci sono interventi specifici, io per la votazione. Okay? Bene, mettiamo in votazione il punto 2 dell'ordine del giorno, approvazione della convenzione per la gestione unitaria del territorio dell'Unione dei Castelli e dei servizi di funzione di protezione civile. Favorevole per alzata di mano? 12 favorevoli, quindi il Consiglio approva all'unanimità il punto numero 2. Un attimo controllo se c'è non ricordo, un attimo. C'è l'immediata esclusività, quindi chiedo di votare, l'immediata esclusività, favorevole per alzata di mano, l'immediata esclusività. Favorevole per alzata di mano, 12 favorevoli, quindi il Consiglio approva all'unanimità anche l'immediata esecuzione del bilancio. Bene, io vi ringrazio per la velocità e la possibilità, quindi sono molto contento. A questo punto, se siamo d'accordo, ci prendiamo un quarto d'ora di pausa, c'è le macchette caffè e quant'altro, quindi aspettiamo i ragazzi della scuola per il
così fosse così.